Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Vendo un rene per comprare i farmaci a mia moglie, appello shock di un disoccupato di Palermo. Sono gravissime le condizioni dei 3 fratellini di 4, 6 e 8 anni rimasti feriti nell'incidente in cui hanno perso la vita i genitori, una coppia di tunisini. Prelevare l'acqua del fiume Oreto per alleviare la crisi idrica di Palermo, il nuovo progetto per fronteggiare il razionamento dell'acqua. Fischia il sindaco di Agrigento, la protesta dei genitori degli alunni disabili contro la riduzione delle ore di assistenza. Fondi dell'Unione Europea previste oltre 2.000 assunzioni di esperti per aiutare le amministrazioni a presentare i progetti da finanziare e la Sicilia riesce a spendere tutti i fondi a disposizione. Addio alle buche delle lettere, Poste Italiane ne sta dimezzando il numero. In Sicilia ci sono già 30 cassette intelligenti. Al Castello Ursino di Catania torna l'antico mercato delle erbe, grandi e piccoli attratti da antichi mestieri, ricette medievali, cavalieri e giocolieri e dal volo delle poiane. Calcio soddisfatto l'allenatore toscano per la vittoria del Catania sull'Altamura, raffica di incontri per il Palermo. Sono sempre di più gli italiani che rinunciano alle cure sanitarie perché non possono permettersele. Tra di loro c'è anche un pensionato di Palermo che non riesce più a comprare i farmaci per la moglie. Il suo è l'annuncio shock. Vendo un rene. Marco Gullà. La crisi della sanità pubblica italiana è nel boom della spesa per cure pagate di tasca propria dalle famiglie, che segna un più 10,3% nel 2023. E nei 4 milioni e mezzo di persone che secondo l'Istat rinunciano a visite ed esami, con 2 milioni e mezzo costrette da motivi economici. E in Sicilia la situazione è tra le più gravi, come quella di questo cittadino palermitano, una pensione minima che non gli consente di acquistare i farmaci per la moglie. Oggi ho speso gli ultimi soldi che avevo in tasca, circa 70 euro, che sono i soldi che in media ogni 15 giorni massimo spendo per i farmaci di mia moglie, per mia moglie, che soffre di alcune patologie particolari. Sono farmaci che purtroppo sono a pagamento, non prescrivibili, e che riducono proprio un essere non solo umano, non solo a livello umano, ecco, povero, ma anche povero di fisico, materiale, psicologicamente lo distrugge. E in un contesto in cui la disoccupazione aumenta e molti nuclei familiari si ritrovano in un tunnel senza uscita, la disperazione spesso prende il sopravvento. Non so io stesso come fare, tanto che tempo fa mi ero ridotto così male che ho pensato, ecco, di mettere in vendita un rene. Si arriva proprio a questo punto dove lo Stato, le istituzioni, il Comune, la Caritas stessa neanche ti rispondono, e allora cosa fare? Mettere in vendita una parte, ecco, del mio corpo, dato che lo Stato vuole questo, dato che la società di oggi vuole questo, almeno faccio sopravvivere, ecco, a mia moglie. Tu è un gesto estremo, un gesto eclatante. Sì, perché guarda, non ce la faccio più completamente, non riesco, io non lavoro, sono anche io invalido, ma non ce la faccio più. Come quest'uomo, tante altre famiglie hanno notevoli difficoltà ad acquistare farmaci e beni di prima necessità. Sono ancora gravissime le condizioni dei 3 fratellini di 4, 6 e 8 anni rimasti feriti nell'incidente stradale in cui hanno perso la vita i genitori, una coppia di tunisini. Emanuela Corsi. Lutto cittadino a Ribera nel giorno in cui verranno celebrati i funerali di Walid e Zina Moussa, i coniugi tunisini morti nello schianto avvenuto ieri mattina sulla Palermo-Sciacca, nel quale è deceduto anche il palermitano Riccardo Pardi. Ad annunciarlo il sindaco Matteo Ruvolo, che esprime la propria commozione per questa tragedia familiare. Era una famiglia perfettamente integrata, lui un grande lavoratore, le parole del primo cittadino. La nostra comunità è costernata e l'attenzione di tutti è adesso ai 3 bambini piccoli rimasti orfani.
In auto con Walid e Zina, infatti, c'erano anche i 3 figli della coppia di 4, 6 e 8 anni, ricoverati in gravi condizioni nella terapia intensiva pediatrica della Di Cristina di Palermo. A destare maggiore preoccupazione il fratellino più grande, che a seguito delle emorragie cerebrali ha subito un intervento neurochirurgico d'urgenza. Il secondo bambino invece è stato operato per la riduzione di una frattura femorale, mentre il più piccolo è ancora intubato e sedato. Sono tutti intubati, chiaramente non coscienti. Speriamo di dare delle buone notizie nei giorni prossimi, per la situazione è ancora complessa. La famiglia era partita da Ribera, nell'Agrigentino, per raggiungere il porto di Palermo, dove la mamma e i figli dovevano imbarcarsi per la Tunisia. Ad attenderli al porto, dove non sono mai arrivati, c'era la nonna. La loro auto, infatti, una Mercedes, si è scontrata con la Toyota RAV di un palermitano, Riccardo Pardi, di 53 anni, che stava per raggiungere la sua azienda di api a Partinico. Nel curvone tra Altofonte e Giacalone, sulla statale Palermo-Sciacca, le due auto si sono scontrate. Un impatto violentissimo. Pardi è morto sul colpo, così come Walid e Zina, di 42 e 44 anni. I vigili del fuoco hanno dovuto usare la fiamma ossidrica per liberare i corpi delle 2 vittime e dei piccoli rimasti intrappolati all'interno. Una tragedia che aggrava il bilancio degli incidenti mortali sulla statale 624 Palermo-Sciacca, tristemente nota per le centinaia di croci che ricordano tutte le vittime di quell'arteria. Dall'inizio dell'anno in quel tratto di scorrimento si contano già 5 morti e 15 feriti. Prelevare l'acqua del fiume Oreto per alleviare la crisi idrica di Palermo è la nuova soluzione allo studio in una città che fa i conti con il razionamento dell'acqua. Manlio Viola. Si chiude senza proteste e con pochissimi disagi la prima settimana di razionamento idrico nella città di Palermo, 24 ore senza acqua per ciascun quartiere alla settimana, ad eccezione del centro storico residenziale, non sembrano aver causato particolari problemi. Gli stabili hanno ancora le autoclavi condominiali realizzate negli anni 80 e 90, quando l'acqua arrivava a giorni alterni, e negli appartamenti il razionamento non è stato avvertito. Ma la crisi rischia comunque di aggravarsi, le scorte non possono arrivare alla fine dell'anno senza razionamenti ben più consistenti. Ed ora Palermo si ricorda di essere stata una città di fiume oltre che di mare. Nel giro di 5 mesi l'acqua dell'Oreto potrà contribuire a dissetare la città. La Regione ha dato il via libera al progetto presentato dall'AMAP al tavolo della cabina di regia sull'emergenza, che prevede un piano di manutenzione straordinaria per rendere di nuovo efficiente la sezione di filtrazione a carboni attivi granulari dell'impianto di potabilizzazione Gabriele, che preleva l'acqua dell'antico fiume ormai interrato e quasi asciutto in città, ma che ancora sgorga alla sua sorgente. Soluzioni a medio termine anche per le province centrali dell'isola, Agrigento e Caltanissetta, che vivono una crisi ben più severa, ma gli impianti sostitutivi non saranno pronti prima del 2025. Intanto la Regione mette in campo nuove risorse con le variazioni di bilancio. Il capitolo siccità vale circa 42 milioni di euro stanziati per gli interventi alla protezione civile e per alcune opere di manutenzione straordinaria e ripristino nel settore agricolo. Ulteriori 14 milioni serviranno per le nuove condotte idriche di Agrigento e Caltanissetta, quasi 19 milioni per il bonus fieno, gli indennizzi per il mancato raccolto del settore cerealicolo, l'abbattimento dei canoni dei consorzi di bonifica e il sostegno agli apicoltori. Ad Agrigento sono scesi in piazza i genitori degli alunni disabili contro il taglio delle ore di assistenza agli studenti meno abili. Davide Sardo. Accolto dai fischi al suo arrivo in piazza Pirandello, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che senza incontrare i manifestanti procede verso l'ingresso di Palazzo dei Giganti. Il mancato confronto ha provocato delusione e rabbia tra i genitori degli alunni disabili e gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, ovvero il personale ASACOM, in sit-in dinanzi il municipio. Il Comune ha tagliato le ore di assistenza a danno del diritto allo studio e all'inclusione sociale degli studenti meno abili. In maniera unilaterale il Comune di Agrigento ha tagliato del 40% le ore del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Il servizio di assistenza è obbligatorio ed è universale perché è collegato al diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disabilità. Mio figlio ha bisogno di un'assistenza continua, non ha la capacità di relazionarsi se non con dei prompt continui da parte dell'ASACOM. Hanno diritto ad avere tutte le ore che il GLO ha designato per loro, scritte nel PEI.
cosa sta succedendo anche con questo decurtamento di ore, che le assistenti stanno scappando dal servizio e quindi abbiamo un depotenziamento del lavoro da parte di colleghe specializzate. Il sindaco Miccichè ha già precisato che il taglio è stato disposto fino a dicembre e che il ripristino integrale del servizio assistenza ASACOM agli studenti disabili decorrerà da gennaio a giugno del 2025. 2 sbarchi per un totale di 118 migranti nelle ultime ore a Lampedusa. Primo un barchino con a bordo 54 persone arrivate dalla Tunisia, stesso luogo di partenza per altri 64 migranti soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza, destinazione ancora Lampedusa. Al sud oltre 2.000 assunzioni di esperti per aiutare le amministrazioni sui progetti finanziati dall'Unione Europea. Intanto si scopre che la Sicilia riesce a spendere tutti i fondi messi a disposizione. Luca Ciliberti. La Sicilia è la seconda regione europea per maggiore quantità di fondi assegnata dall'Unione Europea dopo l'Andalusia, in quanto regione a maggior ritardo di sviluppo, ma allo stesso tempo, confutando la narrazione degli ultimi anni, il populismo e l'antieuropeismo, si scopre che la regione non solo riesce a spendere i soldi dell'Europa, ma che questi vengono impiegati nella quasi totalità per grandi e piccoli interventi a livello territoriale. Il dato è venuto fuori dall'ultima settimana delle regioni a Bruxelles. La Sicilia spende i soldi europei, li ha spesi nella programmazione 14-20. Non abbiamo i dati definitivi perché siamo nella fase di verifica ex post e di controllo, ma siamo ormai prossimi quasi al 100% della spesa comunitaria disponibile. Nei giorni scorsi la Commissione europea ha definitivamente approvato la riprogrammazione delle risorse del FESR Sicilia 2021-2027 pari a 615 milioni di euro da destinare alla promozione di investimenti nelle nuove tecnologie digitali e in quelle per l'energia pulita e la sostenibilità. Per la prima volta c'è un'apertura e un sostegno diretto alle imprese private, ma c'è da superare il nodo delle figure specializzate, anche e soprattutto nelle amministrazioni pubbliche. Nella raccolta dei dati della Commissione che si occupa delle regioni si è evidenziato solo per il Sud un fabbisogno di 2.200 posizioni, figure specializzate con l'obiettivo di migliorare l'efficacia dell'azione pubblica attraverso l'innovazione, la digitalizzazione e le nuove competenze dei giovani. Per la prima volta nella nuova programmazione 21-27 sono previste numerose assunzioni sia negli enti locali che nell'ente regione, e questo consentirà di rinforzare le strutture che gestiscono programmi comunitari. Il bando RIPAM Coesione 2024 è già online e le domande potranno essere presentate fino al prossimo 7 novembre. La tecnologia avanza di giorno in giorno e quello che prima era indispensabile adesso finisce in soffitta. Un esempio, le cassette della posta. Francesco Aloi. L'ultima cartolina forse 20 anni fa. Quando avete imbucato l'ultima lettera in una cassetta come questa, sicuramente avrete risposto molto tempo fa. Eh sì, è un'usanza passata ormai di moda, che però dall'800 ad oggi è diventata quasi un cult. Ti scriverò 1000 lettere traboccanti di passione. E io ti scriverò 9600. Come, scusi? Lei scriverà al suo fidanzato 9600 Siracusa. È il numero di codice di avviamento postale, CAP. Scusi, ma lei è anche sulle panchine pubbliche viene a parlare di questo codice. No, nel vostro interesse, signori. Ha il solo scopo di far arrivare prima le lettere traboccanti di passione. Se siete avanti negli anni, ricorderete le famose letterine, carta e penna anche per dimostrare l'amore al vostro partner. Mi dispiace di non averti fatto più complimenti per quello che indossavi o per come ti pettinavi. Si darà inizio alla operazione cassette. Oggi trovarne una è diventato quasi impossibile. Poste Italiane ne sta dimezzando il numero. Non supereranno le 30.000 e saranno smart. In Sicilia ce ne sono già 30. Tradotto, monitoreranno la qualità dell'aria e misureranno la quantità di posta contenuta. Qualsiasi innovazione è ben accetta. Bisogna sempre migliorare. Quindi l'evoluzione informatica va sempre bene. E la sensazione è che lettere e cartoline siano state sostituite da mail e messaggi social, un modo più veloce ed economico per comunicare, che non richiede nemmeno il francobollo, oggi quasi introvabile. Insomma, il futuro avanza, lo sanno bene i giovani che sanno sfruttare le opportunità offerte dal mondo digitale. Eva Spampinato.
Social media manager, data analyst, SEO specialist e sviluppatori IT sono solo alcuni dei profili più ricercati e meglio retribuiti del momento. Tutti nascono e si sviluppano sul digitale e la notizia, ormai accertata da esempi sul campo, è che si può lavorare in questo settore anche rimanendo in Sicilia. Si può andare nel mondo rimanendo in Sicilia. Ci sono tantissimi professionisti che lavorano da fuori, stanno in Sicilia, lavorano per aziende che stanno in altre parti del mondo e spesso e volentieri uno dei temi che accomuna tutti noi lavoratori del digitale è quello del riuscire a formarsi a chilometro zero senza dover andare necessariamente fuori, perché i talenti qua esistono, le persone competenti ci sono. Se ne parla oggi al Palazzo della Cultura di Catania in occasione della seconda edizione del DigiFest, un momento di formazione e di incontro con esperti del settore e giovani siciliani che hanno sfidato un mondo ancora molto analogico, dimostrando che la comunicazione è sempre più social, come la pubblicità che vira sempre di più verso il content. Abbiamo persone che parlano dell'area legale, abbiamo persone che parlano delle proprie aziende, abbiamo persone che parlano di meme sui social. Andrea Carollo, tu sei il primo che ha portato la liscia catanese, quindi l'attitudine dei catanesi sui social, e l'ha fatto diventare un brand. Dopo 11 anni diciamo che riesce in qualche modo a stare al passo con i tempi, con l'evoluzione del mondo digitale che è molto frenetica. La community è la risposta. E soprattutto per raccontare che il digitale non è aria fritta come spesso sembra a molti, ma è qualcosa di concreto che può servire a raccontare meglio la propria azienda, la propria esperienza, la propria professionalità. E dal futuro faremo un salto nel passato raccontandovi la Catania medievale dopo la pubblicità. Al Castello Ursino di Catania torna l'antico mercato delle erbe con gli antichi mestieri, ricette medievali, cavalieri, giocolieri e anche il volo delle poiane. Tonino De Mana. Cavalieri, giocolieri, falconieri, antichi mestieri all'ombra del Castello Ursino in una piazza che trasuda storia. Fine settimana all'insegna della tradizione a Catania con piazza Federico II di Svevia trasformata in un mercato delle erbe. Attraverso la quotidianità che si svolgeva qui si può carpire anche quella che era l'atmosfera del tempo. Ed è un'altra iniziativa mirata a rianimare la zona del Castello Ursino. Bene, ecco, il precipuo intento è proprio questo, è quello di, come dire, visto che abbiamo pedonalizzato quest'area, fortemente abbiamo voluto dare una vivacità e riportarla a quelli che erano i momenti storici pre appunto terremoto. Tante le attrazioni con Meridia e Freya, grandi protagoniste. Atterraggio perfetto, vero Freya? Sì. Ha avuto anche la sua ricompensa, vero tesoro? Cosa ha avuto per ricompensa? Ha avuto un pezzettino di carne, il suo bocconcino. Un emporio on the road con laboratori didattici, degustazioni, ingredienti da scoprire, scenografie medievali curate dal Teatro Stabile e ricette d'epoca con piatti tipici della cucina povera catanese. Spazio anche agli antichi mestieri. Cosa sta realizzando? Sto realizzando una pigna che è propiziatrice, c'è un portafortuna. Questi sono lavori che con questo tornio, diciamo, a pedale non si fanno più, ora ci sono i torni elettrici. E sembrano gradire genitori e bambini. Io ho fatto vedere a mio figlio come si facevano le spade nel Medioevo, ha conosciuto i falchi, la falconeria e ha visto lo spettacolo degli sbandieratori, quindi per lui è sempre un'esperienza. L'evento, promosso dall'amministrazione Trantino, verrà avvissato il 26 e 27 ottobre, questa volta in piazza Mazzini ed in un'atmosfera settecentesca. Ad Agrigento per le giornate FAI d'autunno aperta al pubblico la caserma Biagio Pistone, sede del Comando dei Carabinieri. La caserma Biagio Pistone, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, aperta al pubblico in occasione della giornata d'autunno del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Lo spazio ha offerto un emozionante viaggio nella storia tra uniformi e cimeli. Numerose le scolaresche, i visitatori che hanno ascoltato i carabinieri dei vari reparti nelle vesti di guide turistiche e culturali. Abbiamo degli stand espositivi, abbiamo dei mezzi che raccontano un po' la nostra attività, dal controllo del territorio
territorio, alla tutela del patrimonio culturale, alla tutela della biodiversità. Per un giovane significa tante cose, significa per la prima volta avvicinarsi ed entusiasmarsi su quello che è un ruolo essenziale per la nostra società, ma che molto spesso non viene capito. Spero che questa sia la giornata adatta per far questo. Oggi stiamo conoscendo l'operato proprio dei carabinieri in vari settori, in vari ambiti, e devo dire che molti dei ragazzi tra l'altro sono anche interessati a questo importante servizio. Gli altri siti aperti al pubblico sono il Giardino della Colimbetra nella Valle dei Templi e i quartieri del Rabato nel centro storico di Agrigento. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, torniamo subito dopo per commentare fra l'altro la vittoria del Catania. Siamo alla pagina sportiva, al calcio, la vittoria del Catania 2-0 contro l'Altamura e la soddisfazione del tecnico Mimmo Toscano. Francesco Triolo. La reazione migliore alla penalizzazione, con una vittoria, la terza consecutiva. Il Catania cresce, diventa sempre più solido e scala posizioni in classifica gradino dopo gradino. Il 2-0 all'Altamura arriva grazie ad un primo tempo brillante con i gol di Carpani ed Inglese che chiudono la partita nel momento giusto, così da gestire poi nella ripresa quando i ritmi sono calati. Abbiamo fatto un primo tempo di alto livello, di intensità, di ritmo, di aggressione, di qualità. Poi quando è venuto meno un pochettino qualche calciatore nella pressione davanti, nella pressione in mezzo al campo, abbiamo concesso qualche metro all'Altamura senza concedere occasioni pericolose. Toscana azzecca la mossa Jimenez, vivace ed incisivo, gioca da mezzale, crea sempre problemi agli avversari che non riescono a prendergli le misure. Lui spezza la gara insieme proprio a Carpani e Inglese e in 7 minuti la cambiano. Sono stati bravi tutti, non solo Jimenez, anche Carpani ha fatto un lavoro straordinario, perché giocare con due centrocampisti quasi offensivi e lasciare solo Verna a coprire tutte le traiettorie in un campo così largo viene un po' difficile, ma la squadra si è sacrificata tantissimo nella fase di non possesso, è rimasta sempre alta. La risposta caratteriale dopo la penalizzazione è stata servita, la fame resta, la consapevolezza cresce, ricetta giusta anche secondo il tecnico rossazzurro. La squadra è una partita non facile, come tutte le partite in questo girone, portata a casa con merito, un plauso ai ragazzi che continuano a rimanere sul pezzo e dobbiamo continuare su questa strada. 5 partite in 20 giorni per il Palermo. Marco Gullà. 20 giorni di fuoco. Non è il titolo di un film thriller o western, ma il momento in campionato che il Palermo dovrà affrontare dopo la sosta. Modena fuori casa sabato, poi match casalingo contro la Reggiana, fuori casa Mantova al Barbera contro il Cittadella e poi Rosanera Frosinone l'8 novembre, prima della nuova sosta. Partite che sicuramente daranno una radiografia completa sulle ambizioni del Palermo, il cui rendimento è del tutto ondivago. La squadra lavora per il match di Modena, il tecnico Dionisi non cambierà modulo, ma sicuramente ci saranno accorgimenti negli uomini. In difesa Lucioni reclama un posto da titolare, ma al momento la coppia Nicolao-Banica va verso la conferma. Scalpita anche Pierozzi, in avanti invece il rebus riguarda Brunori, avrà un'altra chance da titolare nonostante abbia deluso le aspettative. Henry appare in vantaggio, ma ci sono ancora giorni di lavoro per sciogliere i dubbi di Dionisi. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.